banda di 10 persone tenta il colpo all'azienda orafa di Roberto Zancan a Nanto, che nel 2015 aveva subito un'altra rapina finita nel sangue. L'imprenditore spara e mette in fuga i banditi, sequestrati dai carabinieri attrezzi ed esplosivo. Contestazioni dal pubblico, scambio di insulti con le opposizioni. Cafarsetti si infiamma nella seduta in cui il sindaco Brugnaro era chiamato a rispondere della cosiddetta lista nera di nemici. Incidenti in A27 tra Mogliano e la tangenziale di Mestre, rimorchio di un tir si ribalta, autostrada bloccata per ore. In A4 scontro tra mezzi pesanti, chiuso il tratto tra San Donà e Cessalto. Il delitto di Margherita Ceschina Conegliano, udienza ad alta tensione a Treviso. In aula la deposizione del grande accusatore che cerca di scagionare se stesso, il fratello e l'ex fidanzata. La morte di Chiara Iaconis, la padovana uccisa da una statuetta a Napoli. Anche un consigliere regionale della Campania chiede la verità all'appello del papà della giovane ai nostri microfoni. Anche il Veneto trema dopo l'annuncio della Casa Bianca che impone dazi del 20% sui prodotti europei, dall'agricoltura all'automotive. I timori per il futuro e la politica si spacca. Al Museo di Santa Caterina di Treviso il vuoto lasciato dalla Maddalena giacente di Canova si fa simbolo di un'attesa carica di significato. Nella mostra oltre 100 opere in un viaggio attraverso arte, spiritualità ed emozioni. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano i fatti di Nanto nel Vicentino, con una banda di 10 persone che ha tentato il colpo e con il titolare Roberto Zancan che li mette in fuga sparando in aria. Zancan che parla ai nostri microfoni, provato dalla vicenda, e dice: è stato l'istinto. Quello stesso Zancan, lo ricorderete, che 10 anni fa aveva subito un'altra rapina. Ha messo in fuga i banditi sparando in aria per intimidirli. Roberto Zancan, provato dopo l'incursione di una banda, una decina di malviventi. Una volta scattato l'allarme in piena notte, in una manciata di secondi è arrivato nella sua azienda orafa a Nanto. È l'unica cosa che ho potuto fare, perché erano 7 individui che ero riuscito a vedere. Non 1, 7, non so se erano 6, se erano 7. Dopo abbiamo visto che erano 10, addirittura era un comando paramilitare da come si muovevano. Una banda che, secondo i primi accertamenti, dalla pista ciclabile che fiancheggia l'azienda è riuscita ad entrare tagliando le inferriate con la fiamma ossidrica e ha usato l'auto dell'azienda come ariete per sfondare la porta del garage. Poi ha tentato di sfondare la porta blindata interna. E hanno fatto un disastro, mi hanno fatto un disastro. Quando sono arrivato io sentivo dei colpi enormi, però la macchina era dentro il garage che abbiamo, il basculante era sfondato, non riuscivo solo a intravedere. Immaginavo cosa stessero facendo, però non potevo saperlo per certo e dovevo capire se entrare o da fuori contrastarli. Ho pensato di contrastarli da fuori. Sono scappati senza portare via nulla, ma i danni, secondo una prima stima, ammontano a migliaia di euro. I malviventi, spaventati dai colpi di pistola esplosi da Zancan, avrebbero lasciato sul posto tutta l'attrezzatura necessaria per accedere alla ditta e far saltare il cavò per poi darsi alla fuga. Sul fatto indagano i carabinieri. Zancan, a distanza di 10 anni dalla tentata rapina alla sua oreficeria, poco distante da qui, dove intervenne il benzinaio Stacchio che ingaggiò una tragica sparatoria con i banditi, usa parole di rabbia, stanchezza ed esasperazione. Questo è istinto, ma l'istinto l'hanno gli animali, non le persone. Noi ragioniamo in un'altra maniera, però io ho istinto, paura dopo l'ho avuta, dopo che mi sono reso conto. Il copione quindi si ripete a Nanto. A portare solidarietà a Zancan è lo stesso Stacchio. E a me è come un tonfo al cuore. Io lo capisco, sto male per lui. La solidarietà di Graziano Stacchio all'imprenditore Zancan, vicenda che riporta la memoria indietro di 10 anni, quando una tentata rapina ai danni dello store Zancan, poco distante dall'azienda presa di mira ora, costò la vita ad uno dei banditi. All'assalto all'azienda a fianco del suo distributore, quel 3 febbraio 2015, rispose il benzinaio Graziano Stacchio, non esitando ad imbracciare un fucile, un incubo che ritorna. Sono passati 10 anni. Si pensava che certe cose non succedessero più, perché nel passato di Zio Robertino c'è una storia drammatica di episodi e questa proprio è il culmine, ma non doveva neanche pensarsi di che potesse succedere questo.
Incredulità e vicinanza dal territorio e dal mondo della politica. Non è possibile che una persona che si difende a casa sua difende la propria proprietà, ma per l'ennesima volta ricordo che Robertino è stato sequestrato in casa, è successo un disastro 10 anni fa nel negozio, adesso vanno nella bottega dove produce i suoi prodotti, uno non può dormire con un occhio aperto ogni notte. Io in particolare e l'amministrazione esprimiamo tutta la nostra solidarietà nei confronti di Zancan, perché è stato un evento veramente problematico e difficile. Seduta movimentata, davvero movimentata in Consiglio Comunale a Venezia, dove il sindaco era chiamato dalle opposizioni a rispondere sulla cosiddetta lista nera. Durissimo lo scontro con i contestatori in aula, definiti fascisti dallo stesso Brugnaro. Fascisti siete! Tutto il tempo, abbiamo 12 mesi per dirlo, uno, casa per casa. È finito più o meno con queste parole, pronunciate in un'atmosfera infuocata, il Consiglio Comunale di Venezia, nel quale le opposizioni interrogavano il sindaco sulla cosiddetta lista nera. L'aria si fa tesa già prima della seduta, quando una mezza dozzina di persone, capitanate dal presidente di municipalità di Chirignago Zelarino, Francesco Tagliapietra, si piazza davanti al pubblico, arrivando da un'entrata diversa da quella degli altri spettatori. Ai cartelli "Mettimi nella lista" e "Trump in Saor", con l'arrivo dei sostenitori del sindaco, si sono uniti i cartelli "Siamo tutti con te Luigi" e "Duri i banchi". La cosiddetta lista nera è un documento sequestrato nell'ambito dell'inchiesta Palude con nomi di persone che in questi anni avrebbero mancato di rispetto al sindaco. Era contenuta in un formato cartaceo in una cartellina all'interno di un armadio nell'ufficio a me assegnato presso il Politecnico della Carbonifera. Era presente una tabella con le seguenti voci di colonna: cognome e nome, contenuto dell'offesa, in sintesi. Al termine dell'intervento di Brugnaro, la giunta e la quindicina di consiglieri di maggioranza presenti di persona si alzano in piedi ad applaudire in una standing ovation di qualche minuto, separati da una ventina di metri dalla folla dei contestatori che ha accolto le parole del sindaco con tutt'altro spirito. Spero che gli elettori se ne ricordino l'anno prossimo quando andremo a votare, visto che in presenza di scandali ripetuti come le spese elettorali, come l'inchiesta Palude, vedremo cosa porterà, e anche questa schedatura di massa che in nessun'altra città italiana e nessun paese democratico si è mai vista. La risposta del sindaco è giudicata insufficiente dalle opposizioni. Nell'interrogazione si chiedeva tra l'altro se la giunta comunale abbia deliberato in merito a tale procedura, quali risorse pubbliche siano state impiegate per la raccolta di tali informazioni, se corrisponda al vero che siano stati monitorati anche dipendenti comunali. Il sindaco ha continuato con il suo stile di violenza verbale e di protervia, sostanzialmente ancora continuando a minacciare cause civili a destra e manca con l'evidente intento intimidatorio. Credo che si sia stato fatto tanto rumore per nulla, nel senso che questa famosa lista nera io personalmente non l'ho mai vista, è oggetto di sequestro della Guardia di Finanza, rientra tra una serie di atti di cui mi pare la Cassazione abbia addirittura disposto la distruzione. La cronaca alle 12, i vigili del fuoco sono intervenuti in A27 tra gli svincoli di Mogliano e l'allaccio della 57 in direzione Tessera per un camion a rimorchio finito di traverso lungo la careggiata. Nessuna persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco accorsi da Mestre hanno messo in sicurezza il mezzo mentre il traffico è rimasto bloccato per permettere il recupero del container del rimorchio finito rovesciato. Sul posto la polizia stradale e il personale ausiliario dell'autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco prima delle 14. Tra l'altro nel pomeriggio dopo le 17 un altro incidente, questa volta siamo sul tratto maledetto della 4 tra Cessalto e San Donà di Piave, sempre in direzione Trieste. 4 i mezzi pesanti rimasti coinvolti, non ci sarebbero però persone rimaste ferite. Anche in questo caso il tratto è stato chiuso al traffico. Il delitto di Margherita Ceschin nel Trevigiano a Conegliano, udienza ad alta tensione oggi in tribunale.
Udienza ad alta tensione per l'omicidio di Margherita Ceschin, la 72enne uccisa nella sua abitazione a Conegliano, aula blindata da agenti di polizia penitenziaria e carabinieri. A parlare Joel Lorenzo, il grande accusatore che ha ribadito dopo i 2 interrogatori la sua verità. Dietro ad un paravento per motivi di sicurezza ha spiegato per filo e per segno il piano del delitto, ruoli degli imputati, orari e sopralluoghi. Joel ha subito chiarito di non aver mai saputo perché Matteo Garcia, accusato di essere l'esecutore materiale del delitto, dovesse entrare nella casa dell'anziana e dice di aver avuto solo l'incarico di portare lì Garcia e controllare che nessuno si avvicinasse alla casa. A Conegliano, a bordo di un furgone guidato dal fratello di Joel, Sergio Lorenzo, sono arrivati tutti e 3. Sergio sarebbe rimasto dentro il veicolo pur essendo l'organizzatore dell'intero piano. Durante la testimonianza proprio il fratello Sergio si è alzato rivolgendosi a Joel e urlando: "Chi ti ha detto queste cose?". Il clima in aula si è acceso tanto da costringere il giudice a far immediatamente allontanare l'imputato dall'aula. I complici sono rimasti in udienza, non potendo però vedere il volto di Joel. Quest'ultimo avrebbe inoltre scagionato la ex fidanzata Candy Rodriguez Maria, relegandola ad un ruolo marginale, avendo la donna inviato alcuni bonifici in Spagna successivi al delitto, ignorando la motivazione dei pagamenti. Ribadito il mandante del delitto, Enzo Lorenzone, ex marito della vittima, che aveva promesso una cifra cospicua ed un'abitazione a 2 piani a Sergio Lorenzo, soldi che non sono mai arrivati, tanto che Matteo Garcia, tornato in Spagna insieme a Joel, faceva pressioni ripetute per ricevere il compenso. A non parlare è il detenuto che, anziché a Lorenzon, ha passato il bigliettino alla polizia penitenziaria del carcere di Treviso. Lui, trasferito al carcere di Padova, oggi in condizioni più restrittive rispetto a prima, ha scelto di non volersi nemmeno identificare, ma le sue dichiarazioni rilasciate i giorni successivi al fatto sono state acquisite, dunque valide nel processo. Al banco dei testimoni anche la donna residente a San Biagio di Callalta, che per un periodo ha avuto rapporti con Enzo Lorenzon. A lei quest'ultimo avrebbe promesso dei soldi per trovare qualcuno che potesse uccidere o mandare in sedia a rotelle o spaventare Margherita Ceschin. Un'udienza a Fiume che ha visto anche la deposizione di un carabiniere del nucleo investigativo che ha illustrato tutti gli elementi, dai video ai tabulati telefonici, che collocano i 3 nei pressi della casa della pensionata nel giorno del delitto ed in quelli precedenti. Gli avvocati della difesa degli imputati Fabio Crea e Mauro Serpico hanno intenzione di far parlare Matteo Garcia e Sergio Lorenzo per raccontare la loro versione a fronte di una testimonianza che di fatto li inchioda e conferma l'accusa di omicidio volontario aggravato e premeditato, reato che prevede l'ergastolo. La morte di Chiara Iaconis, la padovana uccisa da una statuetta a Napoli. Anche un consigliere regionale della Campania chiede la verità dopo mesi di indagini. L'appello del papà della giovane ai nostri microfoni. Chi dovrebbe ammettere la propria responsabilità, chi dovrebbe chiedere scusa, ancora non ha fatto questo passo in avanti che da parte nostra e di tutta la famiglia sarebbe ben accetto. Al di là della verità, che sarà una verità processuale, ci aspettiamo e facciamo appelli ripetuti affinché chi effettivamente è coinvolto in qualche maniera in questa vicenda ammetta le sue responsabilità e chieda finalmente scusa per quello che è accaduto. In tutti questi mesi Gianfranco Iaconis, insieme alla moglie Cristina e alla figlia Roberta, non ha mai smesso di chiedere la verità e le risposte che spettano ad un padre e ad una famiglia che hanno perso una figlia in un modo così assurdo per colpa di una statuetta caduta da un terrazzo dei quartieri spagnoli di Napoli. Il 15 aprile saranno 7 mesi da quell'incidente fatale costato la vita a Chiara, trentenne padovana. Le indagini si stanno concludendo, ma nessuno ha ancora ammesso le responsabilità, anzi tutti nel palazzo negano di aver posseduto quella statuetta di onice raffigurante una regina egizia. Negano ogni responsabilità anche la coppia al momento indagata dalla procura partenopea per omicidio colposo, da verificare anche l'ipotesi di omessa vigilanza nei confronti dei 2 figli minori. Mamma Cristina e la sorella Roberta in un video sono tornate a chiedere che il silenzio e l'omertà vengano fermati. Sicuramente in quella casa, in quell'appartamento, c'è la verità che qualcuno vuole tenere nascosta, magari per proteggere chissà chi.
Sappiate che noi non ci fermeremo. Il colpevole o i colpevoli, chiunque essi siano, grandi o piccoli, devono, e sottolineo devono, assumersi la loro responsabilità. Chiara ci è stata tolta in maniera assurda e quindi merita giustizia. Vi prego, chissà parli. Papa Gianfranco non si darà pace finché tutte le sue domande sulla morte di Chiara, brillante professionista del mondo della moda che lavorava a Parigi e aveva tanti sogni, non avranno delle risposte. Non pensavamo di dover arrivare a questo punto, perché speravamo che prima o poi arrivassero delle scuse non solo per l'accaduto ma anche per l'omissione di soccorso. Dopo le urla disperate di Livio voi non vi siete neanche affacciati e non so se ne avete idea o meno, ma Chiara è andata via quando è stata colpita dall'oggetto, visto che non ha più ripreso conoscenza. Noi veramente vi chiediamo di dire la verità e di prendervi le vostre responsabilità. Inevitabile parlare di dazi, anche l'economia veneta trema e la politica si spacca. Un colpo duro per il nostro export. Per il presidente del Veneto Luca Zaia i dazi introdotti da Trump colpiscono in modo particolare comparti strategici del Veneto. Serve una risposta concreta e possibilmente coordinata a livello europeo, prosegue Zaia, evitando reazioni impulsive ma agendo con la necessaria fermezza per tutelare lavoro, impresa e competitività. Posizioni diverse sul territorio degli amministratori leghisti che evidentemente non la pensano come il leader del carroccio Salvini, che ha parlato dei dazi come di un'opportunità per le aziende, auspicando in un trattamento di favore per l'Italia. L'appello che faccio soprattutto a chi ci governa è quello di non andare avanti con le minacce, ma di aprire dei canali istituzionali di dialogo, perché ne va della tenuta dell'economia del nostro territorio. Sono altrettanto convinto che i dazi, se da una parte possono favorire l'economia americana, dall'altra la possono anche danneggiare. Quindi con i dazi perdono tutti. Grande preoccupazione per la tenuta del sistema economico veneto e per le ripercussioni accadute sul tessuto sociale da parte dei primi cittadini, con Forza Italia che ancora una volta prende le distanze dagli alleati del centrodestra. Quando si parla di geopolitica internazionale poi qualcuno pensa che un paese sia differente dall'altro. Noi parliamo di Europa in generale e proprio qui sta il nodo. È inutile che pensiamo ai personalismi quando poi ci accorgiamo che sui massimi sistemi il nostro paese non conta nulla se non conta all'interno di un sistema europeo che purtroppo non è il sistema europeo che vorremmo vedere. Abbiamo per troppi anni latitato da questo punto di vista e oggi i nodi arrivano al pettine. Un'Europa debole che negli scenari internazionali non è in grado di farsi valere. Gli esponenti di Fratelli d'Italia confidano nella Premier e nella diplomazia. Oggi so che c'è anche Giorgia Meloni ha disdito tutti i suoi impegni per radunare i ministri attinenti a queste attività, insomma, quindi alla parte produttiva Urso, ma anche all'agricoltura Lollobrigida, ad altri, insomma, insieme anche ai viceministri, e quindi sicuramente il governo pone attenzione. Vanno attivate vie diplomatiche, la diplomazia deve essere comunque fondamentale in tutto quello che sta succedendo, perché sicuramente non è semplice. Ovvio che bisognerà poi anche guardare con attenzione anche ad altri mercati, però bisogna cercare, insomma, di lavorare affinché questa... All'attacco il PD con il segretario regionale Martella, che parla di situazione potenzialmente devastante ed accusa la destra di atteggiamento di sudditanza verso Trump. Qualcuno addirittura ha detto, mi riferisco a Salvini, potrebbero essere un'opportunità per le nostre aziende. Non sarà così, si creerà una situazione molto molto complicata per il nostro export e per i lavoratori. La prima cosa che dovrebbero fare questi esponenti politici dovrebbero chiedere scusa alle nostre aziende, cioè dovrebbero dire: guardate, ci siamo sbagliati, fino a qui abbiamo adottato una politica di totale subalternità, vi chiediamo scusa, cerchiamo di recuperare. E adesso entriamo nel Museo di Santa Caterina di Treviso. E ancora contiamo che possa arrivare. La Maddalena giacente svenuta, questa, che da mesi viene rimbalzata tra sovrintendenza e ministero, ministero e sovrintendenza, sovrintendenza e ministero, morale della favola, questa statua non è arrivata a Treviso.
Al Museo di Santa Caterina di Treviso avrebbe dovuto brillare il capolavoro di Antonio Canova, La Maddalena giacente svenuta, richiesta già nell'ottobre del 2024 per far parte della mostra La Maddalena e la Croce, amore sublime. Tuttavia, al posto della celebre opera campeggia una provocatoria sagoma evocativa delle scene del crimine, simbolo di un'assenza che si fa sentire. L'esposizione, in programma da sabato al 13 luglio, raccoglie oltre 100 opere che esplorano il legame profondo e universale tra Cristo e Maria Maddalena attraverso la lente di alcuni dei più grandi artisti della storia. Con speranza, il sindaco di Treviso Mario Conte apre l'esposizione con un appello per ottenere l'opera mancante. Spero che il ministro piuttosto che il sovrintendente si assumano la responsabilità di mettere quella firma che autorizza il trasferimento da Possagno a Treviso. Niente di straordinario, perché quella statua è una statua che è abituata a girare per le varie città, nei vari musei, e quindi c'è qualcosa di strano in questa non risposta. Da Giambellino a Guercino, dalla Maddalena di Schiavoni che riflette il Cristo negli occhi pieni di lacrime, ogni opera è un tassello di una narrazione che ha affascinato generazioni di artisti. Un percorso espositivo che si sviluppa in 12 sezioni, conducendo il pubblico alla scoperta dell'evoluzione iconografica di Maria Maddalena, una figura oscillante tra sensualità e purezza, tra errore e redenzione, che diventa simbolo universale di speranza e trasformazione. Tra dipinti, sculture e preziosi manufatti, la mostra va ben oltre il sacro, dove Maria Maddalena, protagonista assoluta, incarna emozioni senza tempo. Maria Maddalena è una protagonista facile in questo percorso, perché mette assieme, ci offre l'opportunità di parlare delle emozioni, dalla paura, allo sconforto, alla delusione, alla rabbia, all'odio, ma anche dall'altra parte la gioia, la speranza e l'amore. Sono quelle emozioni che dobbiamo imparare a governare ancora anche noi. È tutto dal Veneto, subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.